Noi facciamo questo incontro, Padova, tutti convocati, per dare alle nostre imprese la possibilità di capire, diciamo in anteprima, quali sono gli sviluppi del territorio. Quando si fanno delle infrastrutture c'è sempre bisogno anche di avere tutti i servizi attorno, e questo è un grande momento, un grande incontro, e ringrazio anche tutti i stakeholder che hanno partecipato, ma anche il Presidente Zaia che ha voluto dare il suo contributo, perché questo è un momento importante, vuol dire la vicinanza alle imprese, vuol dire che il nostro territorio ha una grande attrattività, ma vuol dire soprattutto che noi siamo le imprese che hanno bisogno di sapere come si muove un territorio. Il presidente di Ascompadova, Patrizio Bertin, ha voluto riunire stakeholders e rappresentanti delle istituzioni per parlare del futuro della città all'interno di un format ormai consolidato chiamato Padova Tutti Convocati. Un momento a cui hanno aderito il presidente della regione Luca Zaia, il sindaco Sergio Giordani, la rettrice Daniela Mappelli e il presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono. Un dibattito per parlare del futuro della città e della provincia. Padova ha dei grandi progetti in atto. Si parlava dell'ospedale, parlavamo delle Olimpiadi che ci sono a Cortina, parlavamo anche di quello che l'università sta facendo nel territorio, e quindi il tram poi, sono tutti grandi interventi, diciamo, urbanistici, ma anche di infrastrutture che servono a far progredire questo paese, questa provincia. Molte le nuove infrastrutture sul territorio che lo renderanno sempre più attrattivo. Quello che le attività produttive chiedono in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo dal punto di vista economico è la stabilità. Se siamo isolati e ognuno parla per compartimenti stagni, questo paese non è destinato a crescere. Invece in questa maniera io penso che sia utile e doveroso da parte di un'associazione di categoria fare questo tipo di incontri. Questo si chiama certezza, certezza nello sviluppo dell'impresa e non vivere nell'incertezza. Già abbiamo dei problemi dovuti a, come sappiamo ben tutti, ai dazi e tutto quello che sta succedendo nel panorama mondiale. Però l'impresa, come vediamo, le borse, ma tutti stanno aspettando e vedendo cosa si muoverà. Questo vuol dire incertezza.